Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi giochiamo la Caro-Kann. In realtà prima di questo video ho già giocato la Caro-Kann contro un altro giocatore. In particolare ho giocato sempre questa variante con cavallo a 6, che è una variante molto molto rara e l'idea è anche un piccolo trucco, cioè che su alfiere per A6 il nero riprende questo alfiere non con il pedone, ma dopo aver dato il scacco di donna in A5 riprenderà con la donna, dando grandi fastidi al bianco, impedendo l'arrocco da A6, controllando la casa F1. C4, sicuramente una buona mossa. Come stavo dicendo, prima di questa partita ho registrato un altro video in cui giocavo sempre questa linea e sono stato assolutamente divelto da un giocatore che poi si è rivelato essere un cheater. In pratica stava semplicemente seguendo i consigli di un motore scacchistico, perché ha giocato tutte le mosse migliori, tutte, e quindi logicamente ha distrutto anche il povero Vanni Maceria. E ho segnalato ovviamente l'utente e vabbè, ci sono veramente pochi dubbi a riguardo perché veramente sono tutte le prime del motore e come un mio grande amico dice spesso, se tu giochi tutte le prime migliori mosse del motore, sei il motore, perché effettivamente nessuno gioca così, nessuno. O se gioca così, appunto, è un motore di scacchi. Ok, qua stiamo andando avanti un po' senza ragionare molto. E casomai pubblicheremo il video più avanti, ne parlerò con Christian se ha senso pubblicarlo perché ci sono dei commenti un po' così. A 3. Ok, qua ho due possibilità, posso ritirare il cavallo in A6 oppure mangiare qui. L'idea di mangiare qui è, diciamo, ci sono due idee. La prima è di aprire la colonna prima che lui riesca ad arroccare e dando questo scacco in E8, che penso che sia abbastanza fastidioso per lui. Ma un'idea un po' più subdola che mi era venuta in mente era quella di mangiare in D4 di donna, con l'idea che se donna per D4, cavallo C2 scacco e recupero la donna e alla fine ho guadagnato un pedone. Bisogna considerare bene l'idea, se lui se ne frega e mi mangia il cavallo. Questo sarebbe più meglio per lui. Più meglio. Donna per D4, A per B4, torre 8 scacco. Ma sapete che c'è? Magari la faccio magari gioco prima torre 8 scacco. Io mi aspetto alfiere 2 qua. Non credo che sacrifichi il suo diritto all'arrocco. E ora mi sa che mangio. Mangio con la stessa idea. Su A per B4 penso che mi mangerò o il pedone. Sì, il pedone in B2. Ok, qua ho sacrificato un pezzo, ma penso di avere i miei buoni motivi per averlo fatto. Il primo motivo è che lui in questa posizione non può arroccare perché ha l'alfiere sotto. E il secondo motivo è legato a la donna del bianco sovraccarica. Perché questa donna sta sia difendendo i due, sta difendendo la torre in A1. Infatti adesso ha giocato torre B1 e non ha parato la mia minaccia che era torre per E2. Dopo torre per E2, che andremo a fare, la donna dovrà mollare la difesa della torre in B1 e quindi recupero il pezzo con una posizione assolutamente dominante. Ok, Re F1 non cambia tanto le carte in tavola perché torre per F2 scacco, adesso come si dice, inseguo il re e alla fine ci sarà il matto con donna F2. Ok, giochiamo un'altra partita contro
Kyriakos 2020. E qua giochiamo il gambetto Morra, che è il gambetto contro la siciliana, il gambetto preferito del mio fratello, che anche lui gioca, è una seconda nazionale, intorno a 1700-1800 punti, ma in forte crescita, diciamo. E ok, questa è una variante, diciamo che non ha accettato tutto il gambetto, quindi non ha mangiato il secondo pedone. E G6. Ok, cavallo F3, possiamo ancora dargli una possibilità di mangiarlo. Lui non se lo mangia, vabbè, allora a questo punto ce lo mangiamo noi. Ci prendiamo tutto il centro, lui reagisce giocando D5 e a questo punto mangio io. Ok, questa dovrebbe essere una delle varianti migliori per il nero. Probabilmente ho giocato male io da qualche parte, potevo andare in un vantaggio più grande. In realtà non so, non conosco bene questa apertura. Donna B3, mi sembra logica, attacca il cavallo in D5, molto forte. Se mangia in C3 mi unisco ai pedoni, togliendomi la debolezza del pedone isolato. Qua lui adesso scopre l'azione della donna, quindi mi sta minacciando questo pedone. In realtà magari mi desse questo alfiere per un pedone. Ok, qua posso giocare la umile alfiere 2 oppure fare qualcosa di più strano. Vabbè, facciamo di 5, va. Togliamo il pedone da questa diagonale. Impediamogli uno sviluppo più armonioso. Adesso dovrà giocare tipo cavallo di 7, cavallo C5, che pure non è male. Eh, Mi piace proprio il nero in questa posizione. Alfiere 2, Rocco e 6. Sembra una mossa brutta, però in realtà non so come sfruttarla. Tipo il fiore G5 forse potrebbe essere interessante. L'idea è che su F6 probabilmente mangio in E6, minacciando E7 scacco con guadagno di una donna. Mentre se la donna si sposta, boh, per esempio donna C7 mi sembra ok. Bisognerà calcolare qualcosina. Mm. No, non mi piace per niente questa posizione, infatti donna C7, forse cavallo B5, interessante, ma sto muovendo più volte lo stesso pezzo che tipicamente non va benissimo. Ok, però cavallo B5, anche lui continua a muovere la donna, che è in posizione esposta. Se donna C5 forse guadagna un altro tempo con torre C1, maybe. La torre in C1 è difesa dall'alfiere in G5, quindi si può fare. E inoltre su donna per D5 c'è cavallo C7, che non importa tanto che è un doppio, tanto quanto la torre non potrà essere salvata. Se cambia le donne sono anche abbastanza contento perché andrò necessariamente in vantaggio di materiale. Probabilmente guadagnerò questa qualità. Non è una torre intera perché casualmente c'è il cavallo in B6 che difende la torre. Un'altra possibilità è guadagnarmi l'altra qualità giocando alfiere 7. Infatti vediamo che tutte le case della torre sono prese. Oddio, magari c'è una possibilità che salva il nero che io non ho preso in considerazione. Ok, in realtà cavallo C6. Mi mangio semplicemente la torre. Ok, questo secondo me è un errore perché mi dà la possibilità
di salvare questo e infatti si arrende. La possibilità era data da cavallo per B6 e quindi approfitto del fatto che lui non mi abbia mangiato il cavallo. Su alfiere per C1 semplicemente io posso o mangiare in C8 il suo alfiere oppure vabbè, rimangiare il suo alfiere e alla fine in questa posizione avrei un pezzo in più. Quindi tutto ok. Spero vi siano piaciute le partite di oggi. Ci vediamo al prossimo video. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!